incertezze e preoccupazione delle imprese venete, gli industriali no al muro contro muro, le aziende guardino ad altri mercati, serve resilienza. Colpito alla testa dal pesante tubo che stava trasportando con il muletto, operaio 21enne grave, l'infortunio a Campo San Piero. Noto cardiochirurgo di Padova trovato senza vita nel suo studio in ospedale, disposta l'autopsia. Il dottor Roberto Bianco aveva 61 anni, potrebbe essere stato stroncato da un malore. Picchiano un rider che stava effettuando una consegna, arrestati dai carabinieri in stazione a Padova 3 minorenni. Devastante incendio ieri sera in un agriturismo a San Nazario, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno isolato il GPL da un bombolone interrato. Dal tabaccaio che diventa gelataio al farmacista che diventa barista, il pesce d'aprile dei commercianti di Rodegano per sostenere le attività. Torna in esclusiva su Antenna 3 il fascino del calcio spagnolo con la Coppa del Re. Questa sera alle 21:30 la semifinale di ritorno tra Real Madrid e Real Sociedad dopo l'1-0 dell'andata per i Blancos. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque domani, 2 aprile, sarà il giorno dei dazi americani. In un clima di incertezza cresce la preoccupazione tra le imprese che guardano ad altri mercati con la speranza di un passo indietro dell'amministrazione Trump. Prima ancora che vengano applicati i dazi scuotono già i mercati europei. Dopo il lunedì nero delle borse, i timori delle imprese sono legati soprattutto al clima di incertezza intorno alle possibili ricadute che potrebbero esserci per le decisioni del governo americano. Una cosa è chiara a tutti, il mercato a stelle e strisce vale 7,3 miliardi, il secondo dopo quello tedesco e francese. Dal 2019 ad oggi per il Veneto è cresciuto quasi del 30% l'export verso gli Stati Uniti. Per questo sono temi che in qualche modo ci preoccupano. Al momento i dazi annunciati riguardano l'automotive, le importazioni di acciaio e alluminio, gli alcolici, ma il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo mette in guardia non solo sugli effetti diretti delle tassazioni, ma anche su quelli indiretti in seguito alla loro applicazione ad altri paesi o a determinati prodotti. È evidente che avendo noi un interscambio commerciale molto importante con la Germania, qualunque azione che vada a colpire la Germania ovviamente si ripercuote sull'Italia. Secondo aspetto non secondario, quando viene colpito l'automotive, non dimentichiamo che l'automotive già di per sé in crisi comunque è un driver. E alla vigilia del Vinitaly le aziende si interrogano su cosa succederà. Basti dire che per il solo prosecco per le 3 denominazioni il mercato USA corrisponde a oltre 150 milioni di bottiglie, pari circa al 25% dell'export totale. Siamo molto preoccupati, spiegano Stefano Bottega, presidente del gruppo vinicolo di Confindustria Veneto Est, e lo sono anche i clienti americani. I ristoratori non hanno più bottiglie e si trovano ad un costo molto alto. Ne sarebbe colpita tutta la filiera italiana e venete, ma va considerato anche l'impatto negli Stati Uniti. Sono a rischio molti posti di lavoro nella distribuzione, nella vendita e nella ristorazione. Aspetto, quello delle ricadute dei dazi sull'economia americana, che evidenzia anche la presidente Carrone, che spera in una riflessione del governo statunitense. Di certo, dice, la soluzione non può essere il muro contro muro e come Gabbatto porta l'attenzione sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di resilienza delle imprese. L'America rappresenta quasi il 25% del PIL mondiale, la Cina circa il 16%, l'Europa complessivamente circa il 14-15%. Quindi comunque vadano cercati anche altri mercati, non è sostituibile il mercato americano, vale un quarto del mercato mondiale. La domanda che io mi faccio è cosa possono fare le nostre imprese? Sicuramente ampliare il raggio d'azione e quindi guardare ad altri mercati oltre a quello americano, e le nostre imprese hanno iniziato a farlo anche ben prima dei dazi. Io confido molto sulla grande capacità di reazione delle nostre imprese e quindi la capacità poi di adattarsi anche a nuovi mercati. Preoccupazioni condivise anche dalla politica, che invoca una presa di posizione forte dell'Europa. I dazi rischiano di essere il terzo cigno nero dopo ovviamente il Covid, la guerra e adesso questa novità dei dazi. Siamo molto preoccupati, i dazi non portano mai bene, lo dimostra la storia dei dazi, soprattutto in un mercato globale come questo. L'export veneto verso gli Stati Uniti vale quasi 8 miliardi. I dazi rischiano di colpire diversi settori della nostra economia, dall'occhialeria al mobile.
Ricorda Zaia che auspica poi una risposta dell'Europa che possa affrontare il problema non in ordine sparso, ma in modo serio e compatto. Non possiamo considerare gli Stati Uniti dei nemici, dobbiamo dialogare con gli Stati Uniti e si investa piuttosto in una formazione di un vero e proprio asse tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma i dazi non ce li possiamo permettere. Alle considerazioni del presidente Zaia replica il segretario Dem Martella. I dazi di Trump, dice, rischiano di avere conseguenze devastanti per l'economia e le imprese venete. Oggi se ne accorge anche Zaia, dopo che lui e tutta la sua maggioranza hanno fatto il tifo per Trump. Noi da tempo diciamo che è necessario un intervento per difendere le nostre imprese, per difendere il nostro export. Questo intervento deve avvenire in sede europea con forza e decisione per impedire questa folle guerra commerciale. La cronaca con l'ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a Campo San Piero, nell'Alta Padovana, dove un operaio è stato travolto da un tubo che stava trasportando con il muletto. Incidente sul lavoro a Campo San Piero all'interno di un cantiere edile in Viale dell'Industria. Un giovane operaio di 21 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava spostando un tubo con il muletto. Il ragazzo, residente in provincia di Vibo Valentia, è stato colpito alla testa dal tubo che si è liberato probabilmente a causa della rottura di una fascetta di contenimento. Tempestivo l'intervento del SUEM 118, allertato dai colleghi del 21enne. Subito un primo intervento sul posto per stabilizzare l'operaio, poi il volo fino a Padova con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono risultate fin dai primi momenti critiche, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'ennesimo infortunio sul lavoro sono arrivati i carabinieri della stazione di Cittadella insieme agli uomini dello Spisal che ricostruiranno l'esatta dinamica dell'incidente. E restiamo a Padova con la tragedia dai contorni ancora poco chiari per la morte di un cardiochirurgo. Pochi giorni fa aveva presentato insieme al professor Gino Gerosa un progetto innovativo pensato dai cardiochirurghi per salvare altre vite, un ECMO molto sofisticata per ambulanze. Lunedì sera il dottor Roberto Bianco del centro Gallucci di Padova è stato trovato privo di vita nel suo studio. A dare l'allarme alcuni colleghi che hanno notato la porta chiusa e non sentivano alcun rumore all'interno. Il corpo del medico era a terra esanime. Sul posto è arrivata la polizia e il pubblico ministero che ha deciso di disporre l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sarà eseguito anche un esame tossicologico. A terra sarebbero state ritrovate un paio di compresse per l'ipertensione, patologia di cui il professionista soffriva. Non si esclude dunque possa essersi trattato di un malore fatale. Gli inquirenti invece escludono senza alcun dubbio la morte violenta. Nessun segno anomalo è stato rilevato sul corpo del 61enne. La morte del dottor Bianco, stimato cardiochirurgo responsabile dell'unità operativa di terapia intensiva post-operatoria in azienda ospedaliera di Padova, ha lasciato tutti sconvolti. Sono affranto, sono vicino alla sua famiglia e a tutta l'equipe della cardiochirurgia che poi per il dottor Bianco era come una seconda famiglia. Lo voglio ricordare come un chirurgo innamorato del proprio lavoro, sempre disponibile con i pazienti, in grado di fare squadra con i colleghi. Le parole del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. E con la cronaca restiamo a Padova con l'arresto da parte dei carabinieri di 3 minorenni che avrebbero picchiato un rider che stava effettuando una consegna. Lo avevano chiamato per farsi recapitare dei panini e poi lo hanno accerchiato e picchiato perché non volevano pagare la consegna. Ancora una volta sono 3 minori violenti, protagonisti di un cruento pestaggio ad un rider avvenuto in zona stazione a Padova. Il fattorino, un 33enne pakistano, doveva consegnare il cibo in via Foscolo vicino alla stazione. Ad attenderlo però 2 quindicenni e un 16enne d'origine romena e marocchina residenti nel Padovano e del Veneziano che non lo volevano pagare. Il rider si rifiuta così di consegnare i panini e 2 ragazzi lo bloccano mentre il terzo complice cerca di prendere la merce dal termozaino. Alcuni rider di passaggio vedono la scena e soccorrono il collega mentre i 3 aggressori scappano. Sul posto i carabinieri che grazie alla descrizione individuano in piazzale stazione i minorenni. Mi sento di dire che non siamo più nel settore nel campo della devianza minorile, bensì della criminalità
minorile vera e propria. Si tratta purtroppo di un gruppo di ragazzi che hanno perso i contatti con la famiglia, quindi hanno perso il riferimento educativo e affettivo della famiglia, rifiutano anche l'assistenza che viene fornita loro dai centri di accoglienza dei minori dove sono ospitati e purtroppo vivono la giornata, vivono anche per strada e commettono reati per soddisfare anche i bisogni della vita quotidiana, purtroppo in maniera, come è successo in occasione del rider, efferata. I 3 sono stati arrestati, il 16enne aveva anche un documento rubato, mentre i 2 quindicenni sono sospettati di un'altra rapina fatta con un terzo complice lo scorso 11 marzo alla fermata dell'autobus della stazione di Padova, dove hanno aggredito un coetaneo con lo spray urticante. Nel 2024 rispetto al 2023 abbiamo registrato un incremento della delinquenza minorile. Sono dati questi allarmanti che ovviamente richiamano un po' l'attenzione di tutte quante le forze di polizia su questo fenomeno ed è per questo che abbiamo disposto dei servizi mirati. Durante questo anno abbiamo registrato casi frequenti, ripeto, sia a Padova che nel resto della provincia, li stiamo monitorando attentamente. In un mese e mezzo sono stati numerosi i minori arrestati o denunciati per aggressioni, rapine o vandalismi dai carabinieri. L'11 febbraio 5 quindicenni sono stati denunciati per essersi intrufolati nella scuola di Bovolenta danneggiando aule e mandando mail pornografiche. Un 17enne invece è stato arrestato per spaccio in zona Forcellini a Padova. Il 19 marzo 9 minorenni sono stati denunciati per numerose aggressioni a coetanei avvenuti a Piove di Sacco. I carabinieri di Mestrino invece hanno arrestato 3 minori per aver rapinato un 18enne alla fermata dell'autobus di Servazzano. Un devastante incendio ieri sera ha interessato l'agriturismo Col Beretta San Nazario, siamo in provincia di Vicenza, nessuno è rimasto ferito ma si sono vissuti attimi di tensione per una fuoriuscita di GPL da un bombolone interrato. Sono le 20 di lunedì quando le fiamme si sviluppano da una piccola tettoia vicina alla struttura principale dell'agriturismo Col Beretta a San Nazario, comune di Valbrenta. Il colle della Berretta, un'oasi di pace in luoghi che furono teatro di battaglia nella Grande Guerra, 1340 metri di altezza, si trasforma in un rogo. L'incendio si sviluppa velocemente e la paura sale quando si scopre una perdita da un bombolone interrato con 1500 litri di GPL. L'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa e Vicenza con i volontari di TNA Asolo è fondamentale. Sul posto opera anche la squadra NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, arrivata da Mestre. In 25 pompieri, un funzionario sul posto con 10 automezzi riescono a domare le fiamme e a salvare circa metà della struttura. Distrutto il tetto al primo piano, messo in sicurezza il serbatoio di GPL, le cui valvole di sfiato sono entrate in funzione. Ingentissimi i danni per la struttura in un periodo importante a ridosso della Pasqua. Le cause del rogo sono adesso al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Casa di riposo degli orrori, 2 diverse ordinanze rimettono in libertà i 5 operatori sociosanitari e rimandano il processo alla Corte d'Assise di secondo grado. Per la comunità e i familiari delle vittime è un altro schiaffo. Sono tornati in libertà i 5 operatori sociosanitari ritenuti in primo grado responsabili a vario titolo di maltrattamenti nei confronti di 29 anziani ospiti in quella che è stata ribattezzata la Casa di riposo degli orrori a San Donà di Piave. Il processo è da rifare perché sarà la Corte d'Assise d'Appello a dover giudicare gli episodi incriminati. L'ha stabilito la terza sezione della Corte d'Appello di Venezia, che invece di pronunciare la sentenza come previsto ha deciso di trasmettere gli atti al Presidente della Corte perché è competente nel giudicare l'aggravante contestata ad alcuni imputati per lesioni che secondo la Procura hanno portato alla morte di un'anziana, una ferita ancora aperta per la comunità. Ricordo che questi fatti si sono consumati durante le restrizioni del Covid, quando in case di riposo si poteva entrare solo con molte restrizioni, molto spesso le persone anziane erano lasciate
in balia di questi personaggi, chiusi in camera, non c'era possibilità di accedervi per i parenti, per gli amici, le associazioni di volontariato, e questo ha causato questa situazione che ancora per noi non è giustificabile in nessun modo, non è neanche spiegabile come ci si possa comportare così. Pensare che qualcuno possa approfittare di questa situazione di inferiorità fisica o psichica per dar sfogo alle proprie pulsioni è una cosa aberrante che ci umilia come uomini e poi come amministratori. Purtroppo abbiamo visto che bisogna ricominciare. Un altro schiaffo per i familiari delle vittime. Il primo schiaffo è stata la sentenza del giudice del lavoro che l'anno scorso ha disposto la riassunzione di alcune di queste persone, non i responsabili di reati più gravi, per carità, ma alcuni degli operatori sociosanitari che erano stati licenziati a seguito dei fatti hanno fatto ricorso al giudice del lavoro che ne ha disposto la reintegrazione in casa di riposo. Io ho parlato con la direzione della casa di riposo, noi abbiamo impugnato immediatamente questo provvedimento, non accetteremo mai di reinserire queste persone nella nostra struttura e non vorremmo che in nessun modo entrassero in strutture analoghe. Tra l'altro le vittime predestinate erano quelle del settore viola, cioè il settore dove c'erano i malati di Alzheimer, quelli che hanno più difficoltà ad esprimersi, a spiegare quello che succedeva, e qui probabilmente ci sono state delle mancanze anche da parte di chi doveva controllare, insomma, di chi doveva essere presente, cosa che oggi stiamo tentando di affrontare con una frequenza non dico quotidiana, ma insomma assidua alla casa di riposo, in questa che è quella storica che abbiamo alle spalle e quella nuova che abbiamo inaugurato a maggio dell'anno scorso. I 5 condannati a pene comprese tra 2 e 8 anni di reclusione sono tornati in libertà perché secondo il collegio non vi è più rischio di reiterazione del reato, perché allontanati dalla casa di riposo. Dall'inchiesta è emerso che gli anziani venivano sottoposti ad angherie perché protestavano oppure chiedevano aiuto se si sporcavano. Una degente, secondo la procura, è morta per insufficienza cardiorespiratoria a causa delle fratture provocate dalle percosse e delle vessazioni psicologiche. Chiuse le indagini sull'ex prefetto di Padova Francesco Messina, indagato per peculato, chiesto il rinvio a giudizio, l'udienza prevista è per il 19 giugno. L'auto di servizio utilizzata per interessi personali per essere accompagnato dal sarto di fiducia o a vedere il Gran Premio. Sono una quarantina gli episodi contestati all'ex prefetto di Padova Francesco Messina, che ha lasciato la città del Santo subito dopo l'avvio dell'inchiesta lo scorso settembre. La procura di Padova ha chiuso le indagini e ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio per peculato continuato. L'udienza preliminare è stata fissata per il 19 giugno. A questo si aggiunge anche la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti del Veneto ipotizzando un danno erariale per varie migliaia di euro. Da luglio 2023 a settembre 2024 sono stati una quarantina i casi di un uso illegittimo per interessi personali della macchina di servizio degli autisti chiamati anche quando erano in riposo, spese ovviamente a carico del Ministero dell'Interno per costi di carburante, pedaggio autostradale, indennità ordinarie e straordinarie degli autisti. Nelle carte della procura anche acquisti nei supermercati fatti fare alla sua segretaria. Ad agosto 2023, mentre il prefetto Messina era in ferie, avrebbe inoltre fatto arrivare a Milano 2 autisti con l'auto di servizio per prendere la vettura privata da portare in una concessionaria di Padova per fare una manutenzione. A lavoro concluso, i 2 autisti poi hanno riportato l'auto personale all'ex prefetto a Milano, rientrando nella città veneta. A settembre, mentre Messina si trovava ancora in ferie, inoltre si sarebbe fatto venire a prendere a Milano con l'auto di servizio da un autista, fatto rientrare dal riposo settimanale per essere accompagnato a Monza a vedere il Gran Premio, mettendo nelle note spese anche il pranzo. A dicembre 2023, mentre era a Roma per un incontro dei prefetti con il Papa, Messina poi si sarebbe fatto portare nel Casertano dal suo sarto di fiducia per commissionargli un abito per poi rientrare a Padova. Attacco vandalico contro la sede della UIL di Vicenza. Scritte Novax sono state trovate sulle vetrate degli uffici del sindacato. Blitz vandalico, obiettivo la sede della UIL di Vicenza, imbrattata con vernice rossa. L'attacco viene sferrato durante la notte. Ecco le immagini che documentano come sono state trovate le vetrate degli uffici del sindacato. La UIL del Veneto non si fa intimidire da nessuno e noi vogliamo aprire tutti alla discussione, ma questo non è assolutamente il modo e il metodo per fare le cose.
Siamo indignati perché hanno colpito la casa della democrazia, hanno colpito la casa dei lavoratori e delle lavoratrici. Dura condanna di Roberto Toigo, segretario generale della UIL Veneto. Le scritte con vernice rossa e i simboli Novax sono stati immediatamente denunciati. Gli investigatori della questura sono arrivati in via Quasimodo, hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per individuare i responsabili. Sì, ci sono le indagini, questa mattina è intervenuta la polizia, è intervenuta la Digos, ha fatto dei rilievi e sono al vaglio le riprese delle telecamere e quindi insomma speriamo che chi ha compiuto questo gesto paghi le giuste conseguenze. Intanto sono iniziati i lavori di pulizia per rimuovere le scritte. Alle mie spalle vediamo le scritte che questa notte un'ignota ha fatto sulle vetrine del nostro ufficio dei servizi, e se le scritte dicevano traditori, noi ci battiamo del popolo, noi ci battiamo per stipendi più equi, per la sicurezza sul lavoro e perché tutte le persone appunto possano avere una vita dignitosa per il lavoro che fanno in base appunto alle responsabilità che hanno e appunto al lavoro che svolgono. Voltiamo pagina. Il pesce d'aprile dei commercianti di Robegano per sostenere le attività di vicinato. A posto Carlotta, tocca a me. Caffè? Ma lei non è il farmacista? Sì, ma oggi è il 1° d'aprile, pesce d'aprile per dei commercianti, per la popolazione, ci scambiamo i ruoli. Accade a Robegano e a Salzano, dove il farmacista diventa barista, il gelataio fa il tabaccaio, l'edicola è tutta tua. Grazie. E la parrucchiera si trasforma in oste. Tanto parte, mi fai più piacere, 5 litri di Merlot. Ok, grazie. Vado. Una quindicina le attività commerciali coinvolte per questa prima edizione di Scherzi del pesce d'aprile, fortemente voluta da Confcommercio. È un'iniziativa singolare, diciamo che la Confcommercio, grazie all'amministrazione comunale, ha costituito il distretto del commercio e ha messo in sinergia le varie attività. E poi ovviamente dove si semina bene si raccoglie bene. Obiettivo: incentivare le vendite tutelando i piccoli negozi di vicinato. Sono riusciti a trasmettere un segnale che uniti si è più forti, quindi è un problema che viviamo in tutti i nostri paesi e cerchiamo noi di essere separati, ma loro ci dimostrano invece che essendo uniti stanno ottenendo un risultato bellissimo. Questa è la prima iniziativa che hanno fatto, oltre che coinvolgere gli altri commercianti che sono diventati tutti veramente amici perché si trovano sempre assieme, coinvolge anche la popolazione che sono tutti entusiasti di questa iniziativa. E ora Cincin, sindaco! Cincin, evviva! Evviva, Cincin! Per farmacista oggi si è presentato come barista col cappuccino. Sì, si è presentato, è stato uno scherzo carino e al momento non ci ho pensato che era pesce d'aprile. Il calcio con la Coppa del Re che torna stasera in esclusiva su Antenna 3 a partire dalle 21:30 con il secondo turno di semifinale tra Real Madrid e Real Sociedad dopo l'1-0 dell'andata a favore dei Blancos. Domani sempre alle 21:30 l'altra sfida di semifinale ad affrontarsi Barcellona e Atletico Madrid, protagoniste dello spettacolare 4-4 dell'andata. E con questo appuntamento da non perdere si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.